Tutto pronto per la terza corsa, una prova per gentleman che non hanno vinto 40 corse in carriera. Salgono in salchi a cavalli di 5-6 anni. 1 Bacau di Casei, 2 Amarcord Matto, 3 Brigante Risaia, 4 Baltimora dei Mag, 5 Banatina, 6 Biluleo, 7 Broni del Sauro, in seconda 9 Boreagal, 10 Buffalo Wise AS. Corsa molto incerta. Autostart che inizia a prendere velocità, entra in retta e li lascia, con Bacau di Casei che cerca di difendere i birilli dall'attacco esterno di Baltimora dei Mag. Bacau in vantaggio, Baltimora che insiste all'esterno, attacca. Bacau per il momento rientra all'avversaria, la quale deve ripiegare in seconda posizione allo steccato avanti a Amarcord Matto. In quarta posizione c'è Brigante Risaia che avanza all'esterno, poi Boreagal in mezzo alla pista Banatina. Il lancio si è completato in 15 e si è installato al comando Bacau di Casei, che ha difeso la posizione alla corda in maniera anche abbastanza agevole da Baltimora dei Mag. Ha ripreso in mano, ha rallentato drasticamente il ritmo, c'è 31,5 per il primo quarto di gara. Bacau di Casei a ritmo blando al comando, nella sua scia Baltimora dei Mag, di fuori scoperto Brigante Risaia con in scia Boreagal, 47,9 per i primi 600 metri di corsa. Bacau di Casei in vantaggio, Brigante Risaia al suo esterno. Baltimora dei Mag che precede Amarcord Matto e Broni del Sauro. In seconda pariglia al largo sempre Boreagal, 1,3 per la metà gara. 2 frazioni uguali in 31,5 per il leader Bacau di Casei, che continua a tenersi in netta evidenza. Baltimora dei Mag che fa fatica a seguirne l'azione. 1,18,7 il primo chilometro, scende secondo alla corda Brigante Risaia. Prova ad avanzare al largo Boreagal che è sempre in terza posizione, inseguita da Amarcord Matto e da Broni del Sauro. La retta di là in 15,5 con Bacau di Casei sempre con una lunghezza e mezza da gestire nei confronti di Brigante Risaia. Amarcord Matto viene in mezzo alla pista, Broni del Sauro per provare ad aggirare Boreagal, sbaglia invece numero Brigante 3 Risaia. Brigante Risaia, Bacau di Casei entra in retta, arrivo in vantaggio, inseguito al largo di tutti da Broni del Sauro che si ingamba a centropista, poi Amarcord Matto, Amarcord e Broni che vanno a lottare. Amarcord Matto che vince nei confronti di Broni del Sauro. Al terzo posto Bacau di Casei, 1,18,4 ragguaglio cronometrico, 32 la chiusa. Il successo per Amarcord Matto. Gioacchino Esposito per il training di Mauro Guasti e la scuderia SG che fanno l'unplane primo e secondo, Amarcord Matto e Broni del Sauro. Lo riapprezziamo nelle immagini il numero 2 Amarcord Matto scattare a centropista per mantenersi in vantaggio su Broni del Sauro che era venuto forte al largo. Al terzo posto è Bacau di Casei, perché Brigante Risaia dovrebbe essere finito tra gli strali della giuria con la rottura sull'ultima curva.